festoso raduno popolare per ribadire il no alle grandi navi in laguna, ma anche alle grandi opere in generale, agli intrecci tra affari e politica, alla corruzione, al cemento e ai poteri forti. Non abbiamo intenzione di vedere questa città distrutta, non lo permetteremo, mai e poi mai. Oggi siamo tantissimi, fuori le navi dalla laguna! Fuori le navi dalla laguna! La soluzione c'è ed è a portata di mano, spiega il portavoce dei non-navi Tommaso Cacciari. Il progetto dei piccoli avrebbe tempi e costi inferiori e rispetterebbe la laguna. Per mantenere il crocierismo a Venezia l'unico modo è portarle fuori dalla laguna, perché ormai hanno raggiunto una dimensione tale che neanche volendo, anche volendo mantenere tutto così com'è, non ci stanno più. Quindi Brugnaro o sceglie di affettare Saccafisolo oppure sceglie di spostare le navi. Altro è propaganda, tra l'altro becera. Tra i presenti al corteo anche la candidata governatrice Laura Di Lucia Coletti. Noi vogliamo cambiare la politica delle grandi opere che hanno generato, come dice Cantone, corruzione. Sono criminogeni meccanismi che sono stati messi in atto. Sono criminogeni perché hanno generato corruzione, perché non tutelano l'ambiente e non tutelano nemmeno il lavoro. E se la politica è schierata quasi al completo, c'è anche chi prova a contrastare i giganti del mare con le armi della letteratura, come il poeta veneto Ivo Pellizzon, che ha dedicato alle navi un breve componimento. Hanno perduto in dignità i palazzi schiacciati dai pachidermi degli oceani che scuoiono le viscere ai fondali, e ancor più alla laguna aprire intendono il ventre alle escursioni di uomini dentro la follia della storia. One of these days these boots are gonna walk all over you.